al lavoro e mi sono trovata che sono caduta a terra e la spina dorsale non mi ha più sostenuta e da lì ho dovuto combattere una lunga battaglia. Lo ricordate il sorriso di Maria Silvia Dezzotti? La leonessa di Barbarano, come l'abbiamo affettuosamente ribattezzata, continua a vivere da sola, nonostante la grave malattia che l'ha colpita, una mielite degenerativa che da 4 anni la costringe in carrozzina e a convivere con un dispositivo per combattere il dolore. Silvia si è rivolta alla nostra redazione e il 24 ottobre l'abbiamo incontrata a casa sua. I fondi che le sono stati assegnati dalla regione non le bastano per avere una persona che l'aiuti in casa per 8 ore al giorno. Un aiuto fondamentale perché Silvia ha bisogno di sostegno per lavarsi, per cucinare. Continua a guidare e lavorare perché ha ancora e nonostante tutto voglia di lottare. La sua battaglia la condividiamo e per questo abbiamo sentito e coinvolto l'assessore regionale alla sanità e servizi sociali Manuela Lanzarin. La signora in questione ha partecipato a i bandi di vita indipendente, è stata segretaria di fondi per vita indipendente e oggi sono quelli gli strumenti che ci sono. È chiaro che però su questo il fronte è quello di cercare di mettere sempre maggiori risorse, quindi dare ancora risposte maggiori. In questo caso anche il comune, perché una parte ha anche il comune rispetto alla gestione della quotidianità. Una battaglia da combattere a 2, quella per sostenere Silvia, regione e comune. Questa è la proposta dell'assessore Lanzarin che adesso, e anche con il suo sostegno, la redazione di Rete Veneta fa sua. In questo caso particolare quindi la regione può farsi, portavoce nei confronti del comune perché si riesca in qualche modo a trovare più fondi per sostenerla? Ma sicuramente noi possiamo appunto contattare i servizi sociali del comune, l'assessore del servizio sociale del comune e chiedere che il caso sia attenzionato. Quindi alla signora Maria Silvia che sicuramente ci ascolta, lei che cosa vuole dire? Ma che comunque comprendiamo la situazione e comprendiamo la richiesta di maggiore supporto, di maggiori risorse. Su questo c'è un lavoro continuo anche per noi nel reperire maggiori risorse per poi poterle distribuire. Prossimo passo, contattare il comune di Barbarano Mossano. La nostra battaglia a fianco di Silvia e della sua voglia di vivere, come sempre, continua.